E allora eccoci qua, tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione per cercare ancora un po' di capire dove stiamo andando con questa pandemia. E allora innanzitutto, lo dicevo prima, no, abbiamo un telespettatore che è in attesa, sì, dicono, dalla regia. Allora lo facciamo intervenire. Abbiamo il signor Lucio. Buonasera signor Lucio. Buonasera. Buonasera. Dovrebbe abbassare il volume della televisione. No, mi sembra di averlo abbassato. Ecco, grazie. Allora, se non so cosa vuole dire, una domanda. Ah, gentilmente, da dove chiama? Che chiamo da Monfelice, conosco bene l'Elisa, anche lei dovrebbe ricordarsi di me, sono Perin di cognome. Sì, conosco. Prego. Conosco. Buonasera Lucio. Prego allora, signor Lucio. No, niente, guardi, innanzitutto dissento moltissimo sul taglio della trasmissione, che mi sembra quella fatta solita, dove ci sono degli scienziati che poi alla fine si viene a scoprire che non sono scienziati di tutto, fuori che esperti virologi, sono quelli che hanno consigliato a Mattarella di fare la chiusura totale, coprifuoco, esercito e quant'altro. Io sono contrario a tutto questo, però sarebbe lunga la discussione, bisognerebbe essere lì in trasmissione a poter affrontare tutto. Volevo dire che certi dottori tipo D'Angrillo, Bassetti, Di Dono eccetera, che non sono dei pirla, stanno dichiarando tutto il contrario di quello che ha detto quel signore, che non ho capito che sia, forse l'editore, non so, quello con un po' di barba eccetera, il quale mi sembra di aver capito che auspica la serietà, la mascherina, questo, la dittatura, chiudiamo tutto. Ma, Tutti devono chiudere e poi vedremo come va a finire. Insomma, questa è dittatura. Io l'ho scritto, credo di essere stato uno dei primi al mondo ad aver scritto che non è un virus ma si chiama dittatura. E l'ho detto per dati certi, perché io pongo una domanda a voi che siete più esperti di me. Quanti sono i morti di influenza quest'anno? Quando mi avrete risposto a questa domanda avrete risposto a tutti i problemi di cui state parlando questa sera. Perché o si muore di influenza o si muore di Covid. Si muore anche di non tumori, è che uno le ricordo che nel 2016 sono morti circa 80.000 persone di influenza, okay? Quest'anno mi sembra che siamo circa 40.000 di Covid, che poi se andiamo a vedere bene il Covid, anche l'OMS è spessa, non dice che è tutto questa pericolosità. Io non dico che non ci sia il Covid, però non è come lo vogliono far passare. Certo. Io tutto questo lo chiamo nuovo ordine mondiale e è l'anticamera della dittatura. Va bene, Modello Maduro, va bene signor Lucio, abbiamo capito, grazie dell'intervento. Sì, questi interventi che sono privi di dati reali non li possiamo accettare, sono delle opinioni, volentieri noi diamo spazio alle opinioni, però quello che dicono gli scienziati, che insomma ne sanno qualcosa di più di questo signor Lucio, bisogna dare credito. Prego professore, lei cosa dice? Io dico che il negazionismo è sempre esistito ed esisterà ancora, però come dicono molti colleghi, soprattutto anche ospedalieri, che questi signori vengano anche nel mio ambulatorio o anche in ospedale a vedere la situazione, perché non è possibile continuare ancora a pensare in questa maniera. Per carità, ce ne sono molti, ci sono le morti di influenza, ma ci sono anche le morti di cancro, ci sono le morti che ci sono sempre state, ma è inutile negare che molti di questi pazienti muoiono a causa del coronavirus. Cioè, se ci sono pazienti fragili, pazienti che hanno patologie e che magari avrebbero vissuto molto di più, adesso se si beccano il coronavirus non ce la fanno e vanno a finire. Poi ci sono le problematiche che magari il coronavirus prende anche i soggetti giovani ultimamente, e quindi la situazione... Quello che volevo dire è che la situazione sta sfuggendo di mano, perché il tracciamento che bisognava fare, che bisogna fare, non si riesce più a fare, perché quando io ho un paziente positivo devo cercare di vedere, e dovrebbe farlo il SISP, con chi è venuto a contatto. Quante persone? Ma se in una situazione tipo quella che mi è stata riferita l'altro giorno di una festa di compleanno dove c'erano i familiari, una ventina di familiari e anche un soggetto di 86 anni che poi ha avuto la febbre, chiedi ma che distanze c'erano, il contatto era stretto, con chi si è venuto a contatto perché ci sono stati 2 positivi, non si riesce, perché appunto... ma la mascherina ce l'avevate? Ma non lo so. Allora tutta la situazione di questo genere
sfugge di mano, e arriveremo al punto che se le cose vanno avanti di questo passo sicuramente dovremmo arrivare a delle chiusure. Io spero non totali, ma sicuramente delle restrizioni. della restrizione. Esserci. Non è una restrizione di libertà personale, perché anche il Presidente della Repubblica mi sembra che abbia detto nessuno si salva da solo, e la limitazione delle libertà personali per, come dire, la sanità pubblica è prevista anche dalla Costituzione. Certo, abbiamo... Sì, ma anche la quantificazione, cioè quanti sono morti di influenza, quanti di coronavirus, cosa vuol dire? Ma che senso ha un discorso di questo genere? Abbiamo raddoppiato la morte e questo me lo pone come un problema di democrazia. È indubbio che c'erano le morti. I morti di falso. influenza ci sono sempre stati, ma il numero non è certamente paragonabile a quelli che ci sono adesso. Sì, appunto, e il coinvolgimento della sanità. Avruscio. Vede, secondo me ci sono molte cose che sono un po' confuse. Allora, io ribadisco un concetto. Noi abbiamo avuto il lockdown perché tutto era fuori controllo, per cui non rimaneva altro che chiudere l'Italia e non far uscire le persone. Ma mi scusi, voglio fare un inciso, perché non si sapeva cos'era questo virus? Guardi, peraltro. allora, io qui devo dire, ho sentito Conte quello che diceva eravamo impreparati, però lo stesso Conte in gennaio diceva siamo sicuri, abbiamo tutto sotto controllo. Non capivo il tuo. Questo si contraddice, perché c'era tempo e modo, guardando la Cina, di fare delle cose che non sono state fatte. E questa è una responsabilità che non è delle persone. Che la Cina ha fatto però. Non è delle persone, la responsabilità è di chi doveva provvedere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a proposito di quello che dicono gli scienziati, addirittura non prevedeva la mascherina, addirittura diceva dobbiamo concentrarci e fare i tamponi solo sui sintomatici. E questo lo dicevano gli scienziati, perché tutti quanti, tranne il Veneto, che guarda caso è andato controcorrente. È andato controcorrente, tanto è vero che ha chiuso una popolazione che è quella di Vo, e ha fatto tamponi a tutta la popolazione, non solo ai sintomatici, come diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ha scoperto che gli asintomatici avevano una carica virale uguale a quella dei sintomatici, e questo ha gettato una luce nuova sulla gestione del virus, e questo lo si deve, se mi permettete, a un certo signor Crisanti. Esatto. Ora, noi siamo arrivati con il lockdown che c'è stato, avevamo tutto il tempo e la modalità di preparare la seconda fase, e ancora qui tra governo, scienziati e compagnia bella hanno dato messaggi confusi. Poi ce la prendiamo con le persone, però i messaggi sono stati dati confusi. Allora adesso siamo arrivati a un punto che se noi riusciamo a non far entrare la gente in ospedale, a ricoverarla, sa qual è la situazione di Padova oggi, azienda ospedaliera universitaria? Lei vede, l'ultimo contagio che noi avevamo avuto era stato il 7 maggio, non avevamo avuto più contagi intraospedalieri, 7 maggio l'ultimo. Dal 21 luglio ad oggi noi abbiamo 53 contagi intraospedalieri, perché dobbiamo salvaguardare l'ospedale, perché se si chiude l'ospedale non ce n'è per nessuno. Ebbene, quanti ricoverati abbiamo in malattie infettive, perché era tutto svuotato? Ne abbiamo 43 malattie infettive di Covid positive. Quanti ne abbiamo in rianimazione? Ne abbiamo 14 in rianimazione, con un'età media più bassa, non più 65 ma 55 anni. Ma qual è il problema di questo Covid? Perché se dicono ma esiste l'infarto, ma muoiono di infarto, muoiono di altre patologie, è vero, ma il problema di questo virus è che io nello stesso tempo, se riempio le sale di rianimazione, non c'è più spazio per nessun'altra patologia. Certo. Non è il problema, perché se io questi hanno il virus e non stanno malissimo e stanno a casa, va benissimo, non è un problema quello. Il problema di tutte le altre patologie, il problema va ai è medici. quando riempiono gli ospedali. E questo è il problema grosso, perché vuol dire che se riempiono l'ospedale, lei sa che noi abbiamo ricevuto dal Comitato Etico Regionale in marzo o aprile, abbiamo ricevuto una lettera, tutti i dipendenti ospedalieri, tutti i medici, in cui si diceva, guardate, siamo arrivati a un punto, seguiamo le linee guida della società di anestesiologia, per cui dobbiamo
a un certo punto decidere, se sarà il caso, a chi mettere il respiratore e chi no. Ma si rende conto, noi medici siamo per la vita, non abbiamo un ospedale da campo in Iraq, per cui prima forniteci gli strumenti e i respiratori. Perché non sono stati forniti? Perché i dispositivi non sono stati forniti? Dov'era l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il governo? Perché tutto deve essere scaricato sui medici, che sono morti a fianco ai loro pazienti? Allora il problema fondamentale, è chiaro che ci sarà un lockdown nel momento in cui si riempiono gli ospedali, non c'è altra scelta, non c'è altra modalità, perché si è impreparati ancora una volta. E allora secondo me è vero, il buonsenso, la gente, la distanza, l'igiene, la mascherina è fondamentale, questo tutti quanti dobbiamo capirlo, perché il virus si serve di una sola arma, il nostro corpo. Noi possiamo essere alleati o nemici del virus. È chiaro che se noi continuiamo ad avere una vita sociale come se non ci fosse nulla, insomma saremo contagiati, contagieremo, certo. Ma ci sarà sempre qualcuno che poi andrà in ospedale. Se si riempiono gli ospedali sarà chiuso di nuovo tutto. Per forza. Non c'è scelta in questo. Allora le faccio questo esempio: noi siamo 8.000 persone dipendenti dell'ospedale che lavoriamo ogni mattina in ospedale. Andiamo avanti e indietro, da casa 8.000 persone, come residenti ci sono malati Covid ma tutta l'altra patologia. Ebbene, dal 21 febbraio fino a oggi il contagio intraospedaliero è stato dell'1,9%, insignificante, con mensa, ristorante aperto, i bar aperti, quindi vuol dire che se si fa una sorveglianza sanitaria in un luogo ad elevato rischio come l'ospedale si continua a lavorare come prima. Ma perché non chiedono consiglio a chi questo modello l'ha seguito e ha dimostrato di avere risultati? Perché si rivolgono a scienziati che dicono che il virus è morto? E qui è una responsabilità non delle persone, ma del governo. Io ricordo che la Serenissima, per fare un po' di storia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha inventato nulla, perché ricordiamoci il lazzaretto vecchio e nuovo di Venezia, perché aveva una modalità di isolare merci e persone che è stato unico nel mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha inventato nulla, e se voi confrontate i dati di tutte le pandemie che ci sono stati nei secoli, vedete Inghilterra, Francia, Germania assolutamente elevati, mentre la mortalità a Venezia era sempre la più bassa. Tanto è vero che chiedevano consiglio a Venezia su come fare. Sì. Ma Venezia aveva anche un'altra caratteristica, che ha sempre protetto i suoi scienziati. Li ha sempre protetti. Galileo Galilei ha avuto problemi quando è andato fuori alla Serenissima. Adesso mi sembra che le cose un po' cambino. No, soprattutto c'è una cosa, che a Venezia a quell'epoca i medici usavano la maschera. Certo, ma per questo dico che non hanno inventato nulla l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Basta vedere e leggere la storia. Elisa Venturini, cosa si può fare concretamente? Cioè, mettiamo l'esercito a presidiare le strade, che la gente si comporti in maniera normale, invochiamo la gente a avere un comportamento normale e uscire da questa sorta di logica che il nostro telespettatore, convinto ovviamente che le cose vanno in un'altra maniera, si rendono conto che effettivamente le cose sono estremamente gravi. Quale iniziativa si può fare oltre a dire e raccomandare? Beh, una considerazione mi viene da fare, perché se vi ricordate gli scorsi mesi, ad un certo punto tutti hanno preso coscienza della situazione, per le strade, al di là delle sanzioni che venivano applicate, nessuno girava, i ragazzi stavano a casa e l'informazione che veniva data da tutte le emittenti televisive, da tutti i mezzi di informazione, era un'informazione drammatica, no? Che raccontava com'era la realtà in quel momento. Siccome l'italiano è un emotivo, un italiano non è che se gli impone una regola te la osserva. Se tu vuoi che un italiano adotti un determinato comportamento, tu devi agire sulla sua emotività. E quindi, dando un messaggio drammatico, l'italiano capisce, e di conseguenza, anche senza regole, voi vedrete che l'italiano starà in casa, osserverà tutte le prescrizioni che vengono date, perché noi siamo fatti così, siamo diversi dai tedeschi ad esempio. Scusi, questa è una considerazione che faccio sulla scorta di quello che è accaduto fino adesso. Cosa possiamo fare effettivamente noi da un punto di vista amministrativo?
Sicuramente adesso, ad esempio, io vedo anche i sindaci che vengono contattati dai medici di base che stanno incominciando a dire: guardate che la situazione sta diventando difficile perché stanno aumentando i numeri di positivi. Io vedo i miei colleghi amministratori che attraverso i social, ad esempio, attraverso i siti, cercano di comunicare, di mantenere un certo tipo di comportamento, di indossare la mascherina, di tenere le distanze, di igienizzarsi le mani, di vietare gli assembramenti. Quindi c'è un messaggio che gli amministratori locali stanno dando in questo senso. Poi, se viene anche applicata qualche sanzione, non sarebbe male, perché anche quella serve per dare l'esempio e per incominciare a dire che le regole vanno rispettate, perché giustamente, come diceva lei, ad un certo punto bisogna rispettare delle regole. Sì, ma questo comportamento comporta il fatto che i bar devono chiudere. Questo comportamento comporta che certe attività andranno chiuse, Sì. che ci stiamo creando un problema economico che non risolveremo in nessuna maniera, perché dobbiamo ripartire da capo e avremo perso l'economia di molti anni. Allora la responsabilità è dei singoli, poi la decisione è della politica e non sempre la politica indovina o riesce a creare una struttura consapevole, però bisogna che attraverso i media noi insistiamo, come ha detto il dottor Vruscio, che ci sia la massima responsabilità. Se all'interno di un ospedale che ha il contatto massimo con le patologie del virus, il contagio è così basso, vuol dire che se tutti rispettano fuori e non siamo in un ambiente chiuso, rispettano le regole, allora riusciamo a risolvere noi singolarmente il problema. Non è che devono essere gli altri, tutti, nessuno escluso. Ma vede, Prego. se posso. No, nel senso che accanto all'ospedale bisogna anche cercare di vedere cosa fare nel territorio, proprio Certo. per preservare, per esempio, cioè bisognerebbe anche, quando abbiamo visto e notato che la famiglia è una fonte di contagio, quando c'è un caso positivo, Sì. gli altri membri della famiglia, vuoi perché le condizioni economiche, vuoi perché le case non sono adeguate, si infettano anche gli altri. Allora bisognerebbe anche cercare di arrivare a proteggere queste persone. Si è sempre parlato in altri ambienti di fare delle situazioni in cui, di tipo alberghiero, dove l'asintomatico possa essere trasferito, dove il positivo può essere trasferito per salvaguardare queste situazioni. Non si è fatto nulla in tutto questo e continuiamo a vedere noi delle persone che poi sono abbandonate a se stesse se non ci fossimo noi, perché magari non sanno che cosa fare, quanto dura la quarantena, ma come posso fare i tamponi, dove vado a fare i tamponi, le USCA ci sono, questa famosa, non so se conoscete l'esistenza di queste Unità. di unità di continuità assistenziale che dovrebbero andare anche ad aiutare i medici di famiglia e andare nelle case, però abbiamo visto insomma che non si è investito nel territorio. Addirittura ci sono dei parroci che fanno fare i tamponi nelle loro parrocchie. I parroci non sono come dire, la sanità pubblica. La sanità pubblica dovrebbe intervenire in questo senso e si è sempre parlato che bisogna potenziare la medicina territoriale, i medici di famiglia. Abbiamo chiesto degli strumenti di tipo diagnostico, cioè non è più possibile che un medico di famiglia lavori da solo, ha bisogno di personale di aiuto, ma ha bisogno anche, per non arrivare a portarli tutti in pronto soccorso, di alcuni strumenti di tipo diagnostico. I piccoli ecografi che ci sono adesso, collegati con la telemedicina, l'elettrocardiogramma, l'Holter, la possibilità di avere un apparecchietto di questo genere che ti fa quasi tutte le analisi che uno deve andare in laboratorio. Se posso spezzare una lancia a questo proposito, questo l'hanno fatto tutti i governi, quindi indipendentemente se è centrodestra o centrosinistra, c'è stato un taglio sulla sanità pubblica incredibile, ma soprattutto sulla sanità ospedaliera. Vi faccio soltanto questo esempio: tutti i miei colleghi che lavorano sul territorio hanno una possibilità: quando ti trovi con un paziente che non riesci a gestire, che cosa fai? Lo mandi in ospedale.
Ma anche dalle ospedali periferici, quando c'è un ospedale con un paziente complesso lo mandi nell'ABI di Padova. Noi non abbiamo un'altra scelta dove mandarlo il paziente, dobbiamo per forza gestire. Lei vede per esempio negli ospedali italiani e veneti lavorare medici tedeschi, inglesi, francesi, americani? Ne ha trovato qualcuno in quei nostri ospedali? No, Però se va in Spagna, in Francia, in Inglese, in Inghilterra, in America, lei vede medici italiani che lavorano lì. E ci sono medici che si licenziano al pronto soccorso per andare a fare i medici di base. Ci sono pediatri ospedalieri che si licenziano per andare sul territorio. Perché? Perché non è attrattivo più fare il medico ospedaliero, perché ti prendi tutte le rogne, perché ti prendi i casi più complessi, la reperibilità un'ora, un euro netto all'ora, ti prendi 2.800 euro medico del pronto soccorso e con tutte le denunce che ti puoi prendere, e ormai c'è una fuga del medico ospedaliero. Questa è la realtà, per cui o si rende attrattivo l'ospedale, perché questo Covid ha dimostrato che tutto arrivava in ospedale, arrivava in ospedale, oppure si chiude, perché non ce n'è per nessuno, perché la qualità non è un problema dei medici, perché i medici trovano lavoro al di fuori dell'ospedale, sul territorio, specialisti ambulatoriali, nelle case di cura privata, all'estero, dove vengono accolti a braccia aperte, ma il problema è l'assistenza presente e futura. Che senso ha costruire nuove mura e nuovi ospedali quando io tratto male gli ospedalieri da mandarli via dall'ospedale? Che senso ha? Ormai il Veneto è stato sempre terra di emigrazione, ma una volta partivano per miseria, ora partono i nostri giorni, noi stiamo uccidendo. Ne abbiamo parlato futuro. Anche altre volte di questa, certo, di questa problematica. È stato il blocco delle specializzazioni che oggi stiamo pagando. Ma non è solo questo, perché se io aumento il numero di specializzazioni ma non rendo attrattivo il lavoro ospedaliero, questi vanno via. Specializzo specialisti ma vanno via. Sì, ma dicevo che non è solo un problema degli ospedali, per creare figure importanti e poi queste vanno all'estero. Sì, comunque andiamo a arricchire gli altri. L'aspetto territoriale bisogna salvaguardarlo, perché è vero che molti di noi stanno arrivando a una situazione di burnout, e allora bisogna trovare una forma organizzativa diversa. Quando io parlo di aspetti di tipo diagnostico è proprio per preservare l'ospedale, per non far arrivare in pronto soccorso le situazioni che posso gestire a domicilio, ma con un fonendo soltanto e con l'apparecchio per misurare la pressione posso fare ben poco. Posso avere i tamponi adesso, sì, ma avrei bisogno, se arriva uno con un dolore toracico oppure con un cardiopalmo, fare un elettrocardiogramma e avere la risposta in 5 minuti. La tecnologia adesso ce lo permette, ma i fondi che il Ministero della Sanità aveva stanziato, 236 milioni, non li abbiamo visti, non ci sono. Dove sono? Sono stanziati, ma non si sa. Forse arriveranno chissà quando. Questo è l'aspetto. Allora, se noi ci organizziamo, in Veneto in questo senso qualche cosa è stato fatto, le medicine di gruppo integrate e le medicine di gruppo, qualcosina, si doveva essere tutti passati in medicine di gruppo integrate, dove c'era il medico di famiglia organizzato con gli altri, con il personale di studio e con gli infermieri, ma poi qualcuno ha detto che si spendeva troppo, ma allora vogliamo investire nel territorio o non vogliamo investire? Certo. Su 100.000 accessi del pronto soccorso di Padova, 100.000 accessi, soltanto il 3% sono codici rossi. Tutto il resto, il 95% sono tutte persone che possono essere gestite sul territorio, che invece vengono in ospedale. Questo è un grosso problema. Dice anche un altro aspetto. È un problema grosso questo, perché non è risolvibile, perché in tutti questi anni è così. Ma perché il pronto soccorso molto spesso è visto è un poliambulatorio, perché lì dovrebbero andare gente che in punto di morte, voglio dire, l'urgenza è questa. E invece arriva di tutto, soltanto anche molto spesso il medico di medicina generale, è un poliambulatorio territoriale, non è altro che questo. No, nel senso volevo soltanto aggiungere questo. Chiaro che se io vedo un paziente e ha bisogno e gli prescrivo un esame e poi deve aspettare 6 mesi, è chiaro, va al pronto soccorso. Ma le regioni ha prescritto in A, B, C e D eccetera e tutto il resto, ci sono le prestazioni che siano una settimana e compagnia bella, ma il problema è proprio questo. Allora, ripeto, una scelta il medico di medicina generale ce l'ha, il pediatra di libera scelta ce l'ha una scelta,
quella di mandarlo in ospedale. Ma quando arrivi in ospedale io dove lo mando il paziente? Devo gestirlo. Però se io non rendo attrattivo il rischio clinico più grande, chi ce l'ha? È sul territorio o in ospedale? Chi va in sala operatoria? Ma questo rischio clinico non è assolutamente preso in considerazione da nessun contratto, da nulla. Vale lo stesso di uno che non ha assolutamente questo rischio clinico. E allora è chiaro che un chirurgo, non troveremo neurochirurghi, anestesisti, pediatri, ospedali, non li troviamo, perché chiaramente andranno dove sono meglio valorizzati, ma in tutti i sensi, anche come qualità della vita. Certo, beh, questo è... Prendiamo l'occasione per una delle prossime trasmissioni, certo, proprio su questo, che tipo di indirizzo, e inviteremo anche la politica, può dare per creare una situazione innovativa, ed avremo, se ce lo concede, anche il sindaco di Vo, che poi è farmacista, che lui diceva la stessa cosa: certe cose perché dobbiamo andare in ospedale? Vengono qui, invece di andare a Padova a fare 30 km, vengono qui in 2 minuti. Se c'è l'urgenza gliela comunichiamo, se non c'è urgenza possiamo già dare un indirizzo diverso alla situazione, e soprattutto far venire dei medici in farmacia, dove non ci sono medici sufficienti per tutto il territorio, e quindi lui diceva che venissero periodicamente gli specialisti in farmacia. Gli diamo la possibilità ai nostri paesani di avere una specializzazione a disposizione secondo i sintomi che loro presentano, quindi sarebbe una sorta di selezione da parte di un centro farmacologico che diventerebbe la farmacia, che poi smista e quindi alleggerisce quella che lei diceva è una invasione in un ospedale dove ha ben altre funzioni, cioè ha funzioni di patologie molto gravi o comunque di patologie serie, complesse. Ecco, quindi certo, prendi nota, Tullio, certo, apriremo questa porta. Apriremo anche questa porta, che è una porta che per certi versi abbiamo già percorso, abbiamo già parlato come dire, della mancanza di medici, il problema delle specializzazioni, della scarsa retribuzione e delle condizioni di lavoro appunto nell'ospedale. Ecco, sì, appunto, quindi è una cosa che deve essere risolta. Bene, ci fermiamo qui allora, per questa sera. Io ringrazio i nostri ospiti. Anche dei prossimi pensionamenti dei medici di famiglia che saranno numerosissimi. Gli ospedalieri anche, perché... E quindi c'è bisogno di un ricambio, sono posti di lavoro che si liberano, no? Sì. Allora grazie al dottor Cosimo Guerra per essere stato qua con noi, grazie ad Elisa Venturini, grazie per essere stato qua con noi, buonanotte anche a lei, grazie al dottor Giampiero Avruscio, pronto con la mascherina a rientrare al proprio domicilio, no? Certo. Finché si può girare di notte, adesso speriamo che non sia necessario. Adesso in questa seconda parte di questa pandemia è stato introdotto, chiamiamolo il coprifuoco notturno, che la prima parte era stato un po', come dire, non c'era così in questa formula. Non ho risposte perché non sono in grado di avere in mano dei dati statistici, però chiaramente se la gente sta a casa la possibilità di contagio si abbassa, e quindi l'inverno riusciremo a scavalcarlo un po' meglio. Ecco. Bene, allora ci fermiamo qui, ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21, come sempre a TV7 Match, avremo sicuramente una parte storica che dedichiamo a un personaggio importante della nostra storia. Un personaggio importante della vita italiana degli anni 50-60, che è Enrico Mattei, la cui fine sono usciti adesso recentemente anche dei libri molto interessanti sulla prevedibilità di questo evento. Mettiamo una curiosità: a chi pestò i piedi Mattei? Non solo alla politica italiana, ma soprattutto le Sette Sorelle è un po' soprattutto a un'altra nazione che ha già fatto degli altri, successivamente farà dei danni tipo Ustica, la Francia, perché Mattei
finanziava l'indipendenza dell'Algeria. Ecco, quindi queste sono le novità e entreremo poi nella vita di Mattei e la lungimiranza di questo personaggio che terrorizzava la politica italiana, perché gestiva talmente tanti denari che la gente si metteva in fila per essere aiutata, e in particolare la democrazia cristiana dell'epoca. E quindi approfondiremo la figura di questo personaggio che nasce praticamente dal nulla. Intuisce che il petrolio è fondamentale per la strategia di sviluppo economico dell'Italia e quindi si muove in questa direzione, andando contro, sì, in questo senso, le sette sorelle, perché lui non andava a comprare i pozzi petroliferi perché non aveva il denaro. E allora diceva agli Emirati: quando tiriamo fuori il petrolio, il guadagno lo dividiamo a metà. E questi si sono accorti in tempi rapidissimi che i guadagni che avevano dalla condivisione delle risorse erano decisamente superiori alla quantità di miliardi di dollari che davano, ma per poi lo sfruttamento di quei pozzi era molto più importante e ci guadagnavano 1000 volte di più, perché il costo all'epoca il costo del petrolio costava 1 lira a barile e lo vendevano a $40. Ecco, questo era il, diciamo, spazio-tempo dell'economia dell'epoca, e ne parliamo la prossima volta. Parliamo la prossima volta, parleremo anche delle elezioni americane, siamo alla vigilia e quindi cercheremo un po' di... Anticipiamo le figure di Trump e del suo avversario. Certo, cercheremo di capire come andrà a finire. Bene, ci fermiamo qui. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori a casa che ci hanno seguito. Venerdì prossimo vi aspettiamo, noi siamo qua, TV7 Match. Buonanotte a tutti.